Buonasera a tutti ragazzi, stavolta voglio parlare di un argomento che già da tanti anni, diciamo, sta sul web. In effetti, tanti anni fa in Russia è stata trovata una creatura piccolina di origine aliena. In effetti il ritrovamento si chiama Alyoshenka, un piccolo, diciamo, essere misterioso, ritorna a far parlare di sé dopo anni e anni. Secondo i complottisti questo caso è stato volutamente essere nascosto. In effetti si tratta del 1900, ciao Alessandro, 1996, una piccola regione Celeabischi, una signora prendesse la porta a casa, in effetti. Subito dopo arrivano le autorità russe perché qualcuno forse aveva detto che questa signora aveva trovato questa creaturina nel bosco e in effetti subito dopo la signora venne rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Quindi non si sa il perché venne tolta la bambina, il bambino, diciamo questa creatura, che poi da allora, una volta che l'hanno presi, diciamo, i russi, un corpo dei russi, ciao Letizia, non si è saputo più nulla. In effetti loro hanno detto che si trattava di un feto umano che era morto, ma in effetti ci sono 5 testimoni russi che hanno detto che il corpo di questo essere, diciamo, alieno era vivo perché quando la signora l'ha trovato nel bosco si muoveva, quindi l'hanno visto che si muoveva, quindi ci sono tanti testimoni che poi puntualmente i ragazzi sono stati screditati che non era vero, quindi hanno avuto vabbè, che in Russia ragazzi, che vuoi tenere ragione, lì non puoi fare nulla di nulla per avere ragione, quindi hanno preso questo essere. Ciao Teresa, buonasera. E da lì sono scomparsi, diciamo, tutte le prove. Ciao Stefano. In effetti le autorità russe in tutti i modi possibili hanno cercato di nascondere, ciao Teresa, questa notizia. In effetti questo essere fu recuperato nella città di Kishtim e fu ritrovato da un'anziana signora di nome Tamara Vasilievna Posvrisma, che successivamente, come vi ho detto ragazzi, fu dichiarata malata di mente e rinchiusa in ospedale psichiatrico. Quando l'anziana trovò il piccolo, diciamo, essere, sì, sì, più o meno, questo l'ho trovato in Russia, quindi è un po' di traduzione, quindi un po' di casino. Quindi prese questo essere vicino al cimitero, vicino al bosco e raccontò che era vivo. Infatti le amiche e gli amici videro questo essere vivo, lo prese e lo portò a casa sua e gli diede il nome di Alyoshenka. In effetti se voi cercate su Google Alyoshenka esce questa storia. Poi la notizia, giustamente, come vi ho detto, si diffuse in tutta la città e giustamente le autorità dovettero intervenire perché giustamente non puoi trovare un essere, diciamo, e portartelo a casa. Se ti vede qualcuno, chiama la polizia e dice dove l'hai trovato. Non è tuo, quindi se lo prendono. Però trovarono qualcosa di più strano di quello che dovevano trovare. In effetti non era né una bambina né un bambino, però la signora l'aveva con sé, quindi quando loro se lo sono portati via hanno dichiarato che era morto. Sì, sì, grazie, sì, comunque questa signora è stata rinchiusa e non si è saputo più nulla, ragazzi, quindi il corpo della creatura venne mandato nei laboratori dell'analisi e da lì uscì la notizia che si trattava di un corpo non terrestre. Quindi neanche alieno, però infatti non era terrestre. Poi in un secondo tempo venne rispedito un'altra volta a Mosca e dopo diciamo hanno insabbiato, sì sì è una storia reale, Arianna, non è inventata, no.
Le autorità russe insabbiarono la storia. Poi la signora che aveva trovato questo essere, sì, sì, è una storia reale, la puoi trovare dove vuoi. Dopo metto il video, anche se in inglese, dopo sotto a qualche commento vostro metto il video. Non è in lingua italiana, ragazzi, lo dico, però potete vedere questo essere piccolino come era strano. In effetti molti hanno detto che era un falso, molti hanno detto che non era vero, molti hanno detto che non è, che era tipo una cosa che abbiamo fatto noi qua sulla Terra, ma in realtà, ragazzi, è una cosa di origine aliena. Quindi i russi hanno provato ad insabbiare in tutte le maniere, però qualche video, no, 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 ci sta. Quindi dopo lo metto, anche se non in italiano, sotto a un commento diciamo, lo posto. Ciao Rosa, quindi il 15 aprile del 2004 fu pubblicato che il DNA che stava nel corpo ritrovato, hanno detto non era altro che un feto di una bambina nata prematuramente. È impossibile che si trovasse, sì sì l'ho posto, viva, quando è stato trovato, ma ci sono testimoni che smentiscono la versione ufficiale in quanto, come avevo già detto, videro la signora tenere in braccio questa creatura viva che si muoveva. In effetti era un paesino, ragazzi, quindi è normale che tutti conoscono tutti, è normale, quindi tutti quanti quelli del paese della signora, di questa piccola cittadina russa, hanno detto che era viva quando è stata trovata, solo che aveva un aspetto, diciamo, non umano, ragazzi, anche perché mo che vedete il video vi rendete conto che diciamo ha qualcosa di strano, è piccolissimo, ha una testa allungata, ma tutto sembra tranne che umano. Quindi diciamo che rimane ancora tuttora un mistero, ma sì, sì, dopo mo che lo vedi dici ma che animale è, te lo dico io. Quindi diciamo la prima volta hanno detto che era di natura extraterrestre. Poi dopo tanti anni hanno detto no, era un feto di una bambina che non era sopravvissuta e che forse era stata abbandonata dalla mamma. Quindi hanno insabbiato tutto, è finito così e non se ne è parlato più. Però in questi giorni è uscita alla ribalta un'altra volta che secondo alcune persone che stavano insieme a questi che avevano fatto il DNA, qualcuno, allora, brevemente, sì, una signora ha trovato diciamo, una creatura nel bosco vicino a un cimitero in Russia. L'ha portata a casa, l'ha fatto vedere anche ai suoi vicini, aveva qualcosa che non era umano, non si sapeva che cosa era, forse si pensava siccome era nata prematura, però si muoveva e tutto, quindi l'ha portata a casa. Sfortunatamente qualcuno ha chiamato la polizia e le autorità russe sono andate a prendersela. Quando hanno trovato questa cosa, questa creatura, hanno notato che non era di natura umana. Quindi automaticamente hanno rinchiuso la signora in un manicomio e hanno portato in un laboratorio segreto questo essere. Poi successivamente hanno detto che era di origine extraterrestre, il DNA. Quindi è finita, hanno chiuso tutto il caso, la signora è morta nell'ospedale psichiatrico, poi nel 2004 hanno smentito la storia, hanno detto che era un feto umano che era stato abbandonato. Invece quelli che hanno fatto il DNA in punta di morte hanno dichiarato il falso, capisci? Sì, sì, è morto, sì, sì. Quindi questi qui, i russi che hanno fatto il test del DNA e hanno detto nel 2004 che era un feto umano, diciamo in punta di morte, hanno voluto rendere pubblico che quell'essere umano che è stato trovato lì non era di natura umana. Purtroppo sono stati costretti ad affermare dalla Russia, giustamente, dai servizi segreti, da chi giustamente tiene il potere, hanno dovuto dichiarare che era un feto umano. Purtroppo in punta di morte
ha detto pure sto per morire, voglio dire la verità, dice non era umano. Quindi uno di loro che ha fatto il test del DNA ha dichiarato che nel 2004 lui ha dovuto mentire perché è costretto a dire che doveva dire che era umano. Quindi quando è arrivato il suo giorno, prima di morire, ha voluto fare questa dichiarazione. Quindi in effetti, come sempre, ragazzi, izzabbiano tutto quando conviene a loro. Quindi ragazzi, io sotto un commento di uno di voi adesso posterò questo video. No, 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 vedi, io l'ho visto il video, ma non credo sia una malformazione perché tutto il corpo è tutto strano, cioè, mo che vedi il video, mm, non è umano, quella è la cosa. No, non può essere umano, mo che vedi la testa, gli occhi a mandorla, vedi che è mummificato in effetti quello che vedrai, quindi però ti rendi conto sta in qualche parte nascosta comunque. L'hanno messo tipo in un museo, poi è scomparso, poi non si sa più dove sia. Quindi però comunque sta in giro da qualche parte, questo è poco ma sicuro. Non si sa in che parte della Russia, però ci hanno fatto dei video, delle foto. Io metterò un video di quell'epoca lì che ho trovato non in italiano, ragazzi, mi dispiace, però basta vedere le immagini, quindi vedete le immagini e vi rendete conto che tutto c'ha questo tranne che non può essere un feto diciamo malformato oppure perché già dalla testa ragazzi è tutto strano, poi vedete il video e vi rendete conto che dice Peppe c'ha ragione, non può essere di natura umana, è piccolissimo ragazzi, ma tutto sembra tranne mi pare tipo sai quegli come noi pensiamo che sono, diciamo, gli alieni con la testa allungata, sai, gli occhi chiusi, la bocca stretta, così. Diciamo, la sensazione è quella lì, proprio di avere un UFO, però piccolissimo, in miniatura. No, ma che lo vedi, Arianna, ma che vedi, non credo che dirai che possa essere stato di natura umana. Ma no, no, non un grigio, no, qualche altra specie deve essere, Mark. Non lo so che tipo di essere, però mo metto il video, come finisco di elaborare che finisco qua, subito lo posto sotto il commento, diciamo, per far vedere, perché ragazzi sapete che il copyright non mi permette di mettere una foto oppure il video perché ognuno deve fare i suoi video, quindi questo video c'è il proprietario quindi non mi è concesso, quindi però lo posso postare per far vedere il video. Vabbè ragazzi, un saluto, un attimo 5 minuti e vi posto questo video sotto a un commento, così andate a guardare per sfizio e vedete ciao Eufrasia che essere strano era, quindi è una storia vera ragazzi, non inventata. Purtroppo hanno voluto nascondere che cosa era, però adesso guardate che cos'è, vi fate una ragione anche voi. Secondo me, ragazzi, è qualche cosa di alieno, poi ognuno può dire che vuole, ma a me mi pare strano. Ciao a tutti ragazzi.